A cosa servono i libri e la cultura? Una buona risposta l'ha offerta la tappa ospitata al Grande Albergo Ausonio Ongaria del Lido di Venezia del tour dei 5 finalisti del Premio Campiello, il premio letterario di Confindustria Veneto che quest'anno festeggia il traguardo della 60ª edizione. L'importante è la passione, quello che è importante e credo che sia questo da comunicare, che anche i libri danno grande soddisfazione, fatica, però la fatica porta alle soddisfazioni come qualsiasi cosa. Anche un atleta importante per arrivare ai suoi livelli in fondo fa tanta fatica. Un bellissimo tour, nel senso che abbiamo percorso tutto lo stivale, tra gli autori si è creato un bellissimo clima e la tappa del Lido è una tappa tradizionale, importante. Quest'anno addirittura è il 10° anno che siamo qui. I 5 finalisti Fabio Baccà, Daniela Ranieri, Elena Stancanelli e Bernardo Zannoni, in presenza mentre Antonio Pascale si è collegato telefonicamente, hanno presentato i loro libri intervistati dal giornalista Carlo Paris. Ora saranno a Cortina, Jesolo e Asiago fino a domenica, prima di tornare a Venezia sabato 3 settembre nella serata al Gran Teatro La Fenice che decreterà il vincitore. È un'occasione diversa per il mio lavoro, perché ne ho fatte tante e andarmi a studiare, a leggere alcuni libri, poi libri finalisti del Campiello, è stata un'esperienza ed è un'esperienza veramente molto interessante, accattivante e stimolante. Il sentire parlare loro in un mondo televisivo come il nostro, dove si sentono tante voci, tranne quelle di scrittori, di geni, di fantasisti come appunto gli scrittori, e penso che sia una mancanza forte nella televisione italiana.